Scoraggiato da un calciatore, la rabbia dei fischietti padovani, non arbitreremo più il Vigonovo, il numero 1 del CONI Malagò, vicenda inaccettabile ma così la si dà vinta ai violenti, il giocatore squalificato 5 anni. La Guardia di Finanza ha scoperto numerose attività a Venezia che non emettevano gli scontrini ai clienti, 20 sospensioni, stretta dei carabinieri al lavoro nero tra irregolari. Era latitante da circa un anno l'ultimo presunto capo di una banda specializzata nei furti e dei tiri in sosta, l'arresto della Polizia Stradale di Venezia in collaborazione con la Polizia Tedesca. Il Veneto è sulla strada giusta nella lotta alla mafia, così l'associazione Libera commenta la richiesta di 452 anni di carcere complessivamente chiesta dai PM nel processo al clan dei Casalesi. Fischi e proteste ieri pomeriggio durante il Consiglio Comunale a Cafarsetti, in cui oltre al bilancio si sarebbe dovuto discutere del Bosco dello Sport, il cui progetto è stato bocciato dalla Commissione Europea. Continua a far discutere l'aumento deciso dal Comune per i tour in gondola. Anche tra i popi la decisione non ha suscitato commenti unanimi. È iniziato il triduo di preparazione per la festa di Santa Caterina da Siena, che culminerà con la festa liturgica. I frati domenicali a Venezia sono insediati da secoli nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, dove è custodita una reliquia della Santa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano la protesta degli arbitri di Padova, decisi a non dirigere più le partite del Vigonovo, e questo dopo che un giocatore di terza categoria ha schiaffeggiato un arbitro in seguito ad un'ammonizione. Il calciatore è stato squalificato per 5 anni. La misura è colma, non arbitreremo le gare dello storico torneo di calcio notturno di Vigonovo. Questa la dichiarazione shock degli arbitri della sezione AIA di Padova dopo quanto accaduto durante la partita di terza categoria Vigonovo Unione domenica scorsa. Un giocatore del Vigonovo ha preso a schiaffi l'arbitro dopo essere stato ammonito. Dura la sanzione nei confronti del calciatore, che è stato squalificato per 5 anni e la società multata. Un episodio che ha scatenato l'ira dell'Associazione Arbitri di Padova, che con un comunicato annuncia anche che la sezione padovana non fornirà più direttori di gara per le partite del Vigonovo Tombelle. Amareggiato il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Inaccettabile quello che è successo nei confronti di alcuni arbitri, in particolare alcuni casi in situazioni di periferia con giovani arbitri che veramente hanno avuto dei seri problemi anche in termini fisici. Non posso capire che onestamente la soluzione è quella di non andare ad arbitrare una certa squadra o determinate partite, perché se non lo fanno loro chi lo fa? Cioè, di fatto uno viene autodelegittimato, e questo in qualche modo è, se volete, dare soddisfazioni a quei soggetti che non solo come atteggiamento ma anche culturalmente pensano che possono fare come credono. Per il presidente veneto del Comitato Olimpico Nazionale Dino Ponchio bisogna tornare ai valori che lo sport propone, educando fin da piccoli gli atleti. Nel calcio, per fortuna, purtroppo, decidete voi, ci sono i tifosi. Se ci fossero sportivi solo invece che tifosi, forse andremmo bene, ma questo afferisce alla cultura sportiva del paese. Se non miglioriamo la cultura sportiva del paese, avremo questi episodi. E come la miglioriamo? Torniamo all'inizio, all'attività motoria nella scuola primaria, perché fare sport diventi uno stile di vita e non guardare la televisione o andare a battere le mani e a urlare contro qualcuno negli stadi. La Guardia di Finanza ha scoperto numerose attività a Venezia che non emettevano scontrini ai clienti, strette invece dei carabinieri sul fronte del lavoro nero. Niente scontrini né ricevute, con sospensione da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni per 20 attività tra negozi di souvenir, gelaterie, bar, ristoranti in centro storico e uno al Lido. È il bilancio dei controlli degli ultimi mesi della Guardia di Finanza, che in alcuni casi ha anche avviato verifiche più approfondite di carattere fiscale per verificare il regolare impiego della manodopera.
Un messaggio arriva da Confesercenti. La legalità non deve essere mai messa in discussione e auspichiamo che si può anche aprire una riflessione sulla riforma del fisco, ma senza giustificare anche tali provvedimenti. Una riforma del fisco che possa semplificare gli scaglioni IRPEF, che possa snellire le burocrazie, ma anche un fisco più vicino alle imprese, agli imprenditori. Negli ultimi mesi i Baschi Verdi hanno eseguito in tutta la provincia oltre 2000 ispezioni, rilevando una media di irregolarità superiori al 50%. Intanto il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Venezia ha controllato 10 esercizi pubblici, un'autofficina e 2 ristoranti, trovando 25 lavoratori irregolari, tra cui 3 in nero, ed è scattata anche in questo caso la sospensione. Complessivamente sono state emesse sanzioni per oltre 120.000 euro. Oltre a irregolarità contrattuali, rilevate anche carenze in materia di sicurezza, assenza di corsi di formazione e strumenti di primo soccorso e videocamere installate irregolarmente. Era latitante da circa un anno l'ultimo presunto capo di una banda specializzata nei furti ai tir in sosta. L'arresto della Polizia Stradale di Venezia in collaborazione con la Polizia Tedesca. La Polizia Stradale di Venezia ha arrestato l'ultimo presunto capo dell'organizzazione criminosa specializzata in furti ai danni degli autotrasportatori con la tecnica del taglioteli. Risultava latitante da circa un anno. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato di Venezia grazie al personale della squadra di polizia giudiziaria della sezione Polizia Stradale, era partita dal furto perpetrato nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2022 ad un tir fermo in una piazzola di sosta dell'autostrada A4 in territorio comunale di Mogliano. Era stato rubato un carico di 16 pallet contenenti abbigliamento sportivo del valore di circa 75.000 euro. La Procura della Repubblica di Treviso aveva emesso 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, la prima eseguita nel novembre del 2022 dal personale della Polstrada di Venezia, la seconda lo scorso 16 aprile in Germania attraverso un mandato d'arresto europeo. Il Veneto è sulla strada giusta nella lotta alla mafia, così l'associazione Libera commenta la richiesta di 452 anni di carcere complessivamente chiesta dai PM nel processo al clan dei Casalesi. La Cassazione ha già stabilito nel processo in rito abbreviato che ad Eraclea agiva un'associazione di stampo camorristico. 30 anni di reclusione per Luciano Donadio, ritenuto il boss dell'organizzazione criminale che avrebbe agito in Veneto orientale per circa 20 anni, e per Raffaele Buonanno e Antonio Pacifico, accusati di rivestire posizioni di vertice nell'associazione. Sono le richieste di condanna più consistenti tra i 452 anni di carcere che i PM del processo al cosiddetto clan dei Casalesi hanno complessivamente chiesto nei confronti di 46 imputati. Per l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre la richiesta è di 4 anni. Vi aspettavate una richiesta di 452 anni da parte del pubblico ministero? Ci speravamo, anche perché dopo la Cassazione che aveva tutto sommato confermato l'impianto accusatorio, quindi avevamo buone speranze. Che ad Eraclea agisse un'associazione di stampo camorristico è stato infatti già stabilito nella sentenza definitiva della Cassazione nel processo ad altri 16 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Secondo gli attivisti veneziani e veneti di Libera contro le mafie, sodalizio che raccoglie 300 tra gruppi e associazioni di tutta Italia, al di là di come finirà questo processo c'è finalmente una presa di coscienza nella nostra regione. Noi da sempre diciamo che le mafie sono qua anche in Veneto, perché appunto ci sono anche altri processi, Padova, Verona. Abbiamo sempre cercato di sensibilizzare sia l'opinione pubblica facendo appunto degli incontri pubblici con magistrati o anche giornalisti, sia andando nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi. Seppur lentamente si sta finalmente iniziando a diffondere la consapevolezza che anche in Veneto agiscono mafia, camorra e 'ndrangheta. Importante in tal senso è stata anche la partecipazione al processo della Regione Veneto, culminata con la presenza in aula del presidente Luca Zaia. La partecipazione della Regione in questo processo ci fa ben pensare, insomma, che probabilmente stiamo sulla strada giusta. Fischi e proteste ieri pomeriggio durante il Consiglio Comunale a Caffarsetti. Oltre al bilancio si sarebbe dovuto trattare anche il tema del Bosco dello Sport, il cui progetto è stato bocciato dalla Commissione europea. Noi abbiamo preso quell'area, 40 ettari, l'abbiamo fatta diventare 110 ettari
che è tanta roba, vuol dire tutta quell'area là, e la imboschiamo. Gli mettiamo sopra, piantumiamo 100.000 alberi. 100.000 alberi. Abbiamo tutte le carte in regola su quello che abbiamo fatto. Smettete di dire bugie ai cittadini. Niente discussione in Consiglio Comunale sul Bosco dello Sport. Il sindaco, dopo aver ribadito la volontà di procedere e la regolarità del progetto, ha lasciato la seduta rinviando il confronto. Atteggiamento non gradito dall'opposizione e dai cittadini che nel frattempo erano arrivati per assistere, ma non tutti sono stati fatti salire. Comportamento su cui il consigliere Montanariello chiederà chiarimenti. È un grave atteggiamento, su questo io chiederò di fare un'interrogazione parlamentare ai nostri organi romani e io personalmente proporrò la questione in regione, perché anche insieme a Zaia bisogna affermare quello che sta accadendo oggi, che ripeto è in piena controtendenza con quello che ha affermato il governo nazionale, Salvini in primis. Ma nonostante questo il messaggio è arrivato forte e chiaro tra fischi e la richiesta di dimissioni del sindaco. Non può ignorare noi, non può ignorare l'Europa, non può ignorare le frasi di Salvini, le frasi che arrivano da Roma, non può ignorare tutti, dovrà prima o poi rispondere a questi errori. Sono molto preoccupati della scelta che sta portando avanti questa amministrazione, perché questi soldi, questi investimenti, questi fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati, come hanno anche detto i cittadini, per altre tematiche, quali la residenza, il lavoro, sviluppo socio-economico, ma purtroppo l'amministrazione continua per la sua strada. Nonostante dopo l'Europa e il ministro Salvini, parere contrario sia stato espresso anche dal senatore di Forza Italia Gasparri, secondo cui questi fondi andrebbero utilizzati per opere più importanti come ospedali, asili o strade. Lo sport sta seguendo la sua strada, adesso vedremo cosa deciderà il governo perché le dichiarazioni per recuperarlo ci sono. Oggi diciamo che hanno sfruttato un'occasione per cercare di fare un po' di confusione. Sono molto ottimista anche dalle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Fitto ieri alla Camera e di altri esponenti politici, per cui secondo me sono tutte buone possibilità che si possa fare. Qui non ci resta che attendere la risposta del governo, anche se il ministro Salvini non era molto favorevole. Ma sapranno fare sintesi tutti quanti su questa cosa qui. È vergognoso, così alcuni cittadini hanno commentato il comportamento del comune che ha impedito a molti di loro di poter assistere al dibattito di persona in Consiglio Comunale, motivandolo con ragioni di capienza. Sono stati veramente dei grandi, non si può dire la parola, perché era previsto alle 17 e invece l'hanno anticipato alle 14 fregandoci tutti quanti. D'altra parte da Brugnano non è che ci si può aspettare qualcos'altro. Penso che come cittadina, e oltretutto sono di tutta la città insieme, abbiamo il diritto di essere su e stanno dicendo solo che cazzate e basta. È vergognoso, vergognoso. Credo che sia assurdo che la priorità in questo momento sia la discussione su questa opera inutile che è il Bosco dello Sport, quando in realtà stiamo parlando di politiche cittadine che sono assenti da moltissimi anni. Parliamo di una città che avrebbe bisogno che i fondi pubblici e i fondi venissero spesi in ben altro. L'Unione Europea, cioè la bocciatura dell'Unione Europea ha dimostrato che questa opera non era assolutamente in linea con le necessità di questo territorio e la mitigazione del territorio, ma ancora di più noi siamo qua per dire che vogliamo ben altro per questa città e questi soldi devono essere spesi in un altro modo. Nei due interventi della maggioranza non ho mai sentito tante balle come quelle di oggi. Quello che ci preoccupa è non solo quello che adesso farà il sindaco, ma quello che probabilmente il governo farà, di far tornare questi fondi sotto un altro piano. E continua a far discutere l'aumento deciso dal Comune dei prezzi per un giro in gondola, questione che divide gli stessi gondolieri. Ma cosa ne pensano i gondolieri dell'aumento di 10 euro che la Giunta Comunale ha decretato per chi vuol fare a Venezia un giro in gondola? I prezzi, come è noto, saliranno per un tour della durata di mezz'ora a 90 euro durante il giorno, 110 euro la sera. Nemmeno tra i gondolieri evidentemente c'è una posizione unanime, ma come spiega Roberto Righetti Golia, portavoce dei gondolieri dello Stazio della Ferrovia, i prezzi erano fermi da molti anni, forse addirittura dall'introduzione dell'euro. E comunque la categoria
vuole ribadire che la decisione non è stata dei gondolieri. In 26 anni di attività credo che sia la prima volta o la seconda al massimo che il prezzo della gondola cresce, perché 80 euro era fermo, se non sbaglio addirittura dall'introduzione dell'euro, quindi a quasi 20 anni fa. Era una cosa che bene o male ci aspettavamo, anche perché il turismo a Venezia, oltre a crescere, ha anche mandato su tantissimo il prezzo di tutti gli hotel di Venezia, che sono sempre più cari. Secondo Ipope, il prezzo di un giro in gondola è comunque in linea, se non addirittura più basso, rispetto alle attrazioni delle più importanti capitali europee. Facendo un giro per l'Europa, che uno vada a Londra, che uno vada a Vienna o che vada a Parigi, qualsiasi escursione, qualsiasi attrazione è sempre carissima. Mi pare che la ruota panoramica di Londra vogliono 50 euro a testa, viceversa con un giro in gondola 80 euro anche diviso 5 persone, sono poco più di 15 euro a testa, quindi è più che concorrenziale come prezzo. All'attacco per questa scelta della giunta comunale è partito invece il consigliere comunale della lista civica Terra e Acqua, Marco Gasparinetti. Lo stesso assessore che ha approvato l'aumento dei tariffi per i gondolieri è quello che da 3 anni promette il bando per i posti auto al garage comunale e tutti aspettano quel bando, sono circa 2000 persone in attesa, non ha trovato il tempo per far pubblicare il bando al garage comunale, ma ha trovato il tempo per premiare una categoria particolarmente vicina alla giunta in carica, accordando un aumento che poi, se ci fate caso, sono 110 euro a partire dalle 19, perché a Venezia la notte è lunga, la tariffa notturna scatta già alle 19. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, è partita dall'ospedale all'Angelo di Mestre e toccherà tutte le province venete la raccolta firme della CGIL per chiedere più risorse e personale per la sanità pubblica. Noi con Oggi lanciamo una campagna, non contro qualcuno ma per, denunciando per l'appunto quanto sta accadendo e rivendicando nei confronti del governo e chiedendo alla Regione, che ha un ruolo importante, di provare, come dire, ad invertire le politiche che ci hanno determinato e ci hanno portato in questa situazione. Senza risorse e personale, la sanità pubblica collassa. Parte da questo slogan e dall'ospedale di Mestre la campagna con raccolta firme della CGIL che chiede alla Regione Veneto di farsi portavoce in conferenza Stato-Regioni per il rifinanziamento del fondo sanitario, il reclutamento straordinario di personale e l'aumento di accessi alla formazione del personale medico e delle lauree sanitarie nelle università. Le politiche operate in questo Paese e di riflesso in questa Regione hanno visto nel contenimento della spesa pubblica e quindi nel blocco delle assunzioni e nel blocco dei contratti il fenomeno che ha determinato una delle maggiori sofferenze che noi stiamo vivendo. Le liste d'attesa anche nelle prestazioni ordinarie si determinano perché manca il personale, al di là dell'emergenza Covid che ha ulteriormente manifestato criticità già presenti, e quindi c'è l'allungamento delle liste d'attesa, ci sono i cittadini che si pagano in proprio le prestazioni perché quei tempi non riescono ad essere rispettati da parte delle aziende. Più in generale, la riduzione di personale subito dalle amministrazioni pubbliche locali negli ultimi 10 anni è stato del 16%, con ricadute evidenti sui servizi al cittadino. L'esempio che possiamo dare classico è la riduzione dei posti negli asili nido e nelle scuole materne, uno dei problemi che si scarica maggiormente sulle famiglie, o per stare anche a cose più semplici, i 2 mesi di attesa agli uffici anagrafe per avere un appuntamento per il rinnovo a carta d'identità. Tutti i processi che in qualche maniera si scaricano sui lavoratori, ma soprattutto si scaricano sulla riduzione evidente dei servizi al cittadino. Si è concluso oggi nella sede di Mestre di CAV un ciclo di appuntamenti formativi di sicurezza stradale prima del conseguimento della patente che hanno coinvolto durante l'anno scolastico più di 400 studenti del veneziano. Le richieste di partecipazione hanno portato a dover raddoppiare le date inizialmente disponibili. Durante il percorso formativo CAV si è avvalsa della preziosa collaborazione della Polizia Stradale di Venezia e alle giornate ha partecipato il dottor Balduino Simone, docente di diritto della circolazione e della sicurezza stradale all'Università di Urbino, considerato il padre della patente a punti. È iniziato il triduo di preparazione per la festa di Santa Caterina da Siena a Venezia, che culminerà con la festa liturgica di sabato.
Venezia è in festa per celebrare Santa Caterina da Siena. I frati domenicani da secoli sono di casa a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, nel cuore di Castello, e proprio a fianco dell'ospedale cittadino. E nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo è custodita una speciale reliquia della Santa. A spiegare il legame tra Caterina e la nostra città ci pensa padre Michele Scarso, superiore della comunità domenicana in Venezia e priore della Basilica. Da qui, dai Santi Giovanni e Paolo, è partito quel processo che ha dato poi origine alla sua canonizzazione, che è chiamato processo castellano, cioè quell'indagine sulla vita e le opere della Santa che hanno evidenziato la sua santità. Ai frati è affidata anche la cura pastorale della chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti dell'ospedale civile, dove da mercoledì pomeriggio sono iniziate le celebrazioni che culmineranno nella solenne Eucaristia della messa solenne sabato alle ore 18. Vogliamo invocarla a suffragio delle anime di quegli operatori sanitari e volontari che durante questi anni pesanti dell'epidemia dovuta al Covid-19 hanno dato la vita, per il sollievo e la cura delle persone sofferenti. Questo è il segnale, che vogliamo dare in modo particolare attraverso la presenza della reliquia, del piede della Santa, che porteremo appunto nella chiesa di San Lazzaro. E in chiusura vi mostriamo le immagini proprio arrivate in questi minuti dell'arrivo in laguna della Madonna di Fatima. La statua, partita con il corteo acqueo, verrà accompagnata lungo il Canal Grande, la vedete sotto il ponte di Rialto, a bordo di una balottina scortata dalle remiere della città. Arriverà al Molo di San Marco, da dove prenderà il via una processione che condurrà la statua della Madonna di Fatima fino a San Salvador, dove il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la Santa Messa. E naturalmente domani nell'edizione dei nostri telegiornali, a partire dalla prima edizione, le immagini di questo importante evento. Con queste immagini si chiude questa edizione veneziana del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Ben trovati al meteo. La pressione atmosferica tende a diminuire, ma in questa giornata il tempo si manterrà buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 29 aprile evidenzia un contesto stabile. Infatti non si verificheranno precipitazioni, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, minime tra 5 e 12 gradi, massime tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Avremo un ampio soleggiamento comunque su tutti i settori della regione. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un'alternanza fra sole e nubi, non del tutto esclusi degli isolati piovaschi sui settori alpini di confine. Concludiamo con le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, le massime si attesteranno intorno ai 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.